Ciao Mimmo. Ah, no, Ciao, bene, Fede. aspetta, ferma, la cosa più importante. Co-conduttore in vacanza, che nonostante sia in vacanza, sia lui che anche quell'altro, stanno ancora qui e sono sempre qua sul pezzo assieme a me da Radio Libertà in questa trasmissione, perché noi non molliamo manco quando tutti gli italiani se ne vanno al Mario. Noi siamo sempre qua a combattere e appunto a denunciare quelle che sono le situazioni eh, che ci fanno arrabbiare. Insomma, Antonio, tu mi pareva che avevi qualche cosa di particolare che volevi subito lanciare, o sbaglio? Intanto, ciao Mimmo, ciao Fede, ringrazio sempre la regia perché veramente fa un lavoro enorme, grazie sempre alla Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo Se della non ci polizia fosse la penitenziaria. regia, se non ci fosse la regista qua, la radio praticamente sarebbe muta, capito? Perciò noi... Appunto, fa un grandissimo lavoro. Sì, sì. Niente, io volevo evidenziare ancora una volta una problematica che già abbiamo segnalato in passato, io l'ho segnalato anche a chi di dovere, spero che quanto prima si arrivi a una soluzione perché non ne posso più, mi dispiace. Mi spiace vedere che comunque si fa tanto per fare dei concorsi nel nostro corpo in polizia penitenziaria, noi con questo governo fortunatamente li abbiamo visti tantissimi, però mi fa arrabbiare tanto, io direi incazzare, il fatto che comunque se si fa un concorso per 2200 persone, poi man mano perdiamo mediamente 100, 150, 200 persone, perché questi signori tentano di usare la polizia penitenziaria e poi transitare in altri corpi dello Stato, le altre forze di polizia, come Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza. Comunque questo problema non ce l'abbiamo solo noi, ma ce l'hanno anche le altre forze di polizia, perché dicesi la stessa cosa per Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica e altro. Detto ciò, secondo me bisognerebbe lavorare su questa questione, perché questi signori devono scegliere se far parte realmente della polizia penitenziaria o mollare il concorso in polizia penitenziaria e magari dedicarsi ad altri concorsi, perché da noi o si viene perché si è convinti oppure mi sono rotto le scatole di essere usata da questi signori. Ma ciò cosa comporta? Comporta che comunque la polizia penitenziaria perde unità, abbiamo meno unità da inviare negli istituti e poverini coloro che dietro in graduatoria poi non possono essere più richiamati, perché lo scorrimento una volta che è partito il corso non si può più fare e di conseguenza tu perdi unità per il corpo, hai sprecato risorse che hai investito su questi signori signore e fai danno a chi magari ci credeva realmente e ha una voglia matta di far parte del corpo di polizia penitenziaria, però per una questione di graduatoria non è rientrato. Quindi è un qualcosa che va studiato e va risolto, perché secondo me quando tu partecipi a più concorsi, il primo che vinci o decidi di partire e decadono automaticamente gli altri concorsi con una ferma almeno di 5 anni, oppure, amico mio, lascia perdere la polizia penitenziaria, o amica mia, lascia perdere la polizia penitenziaria che non mi interessa, non interessi neanche tu a noi, vattene da un'altra parte. Poi sono problemi tuoi se il concorso dall'altra parte lo vinci o meno, però quantomeno non fai dei buchi a me, sia a livello di organico, sia a livello economico, e soprattutto non lasci fuori persone che magari realmente hanno dimostrato di tenere la nostra divisa. Questa è una cosa che a me fa letteralmente incazzare. Questo era Mimmo. Questo era un argomento che abbiamo trattato anche altre volte. Abbiamo con noi anche Federico. Federico, ci sei, vero? Sì, ci sono. Io volevo ringraziare Antonio per la tua trasmissione, perché mia figlia non faceva la cacca da 2 giorni, ha ascoltato la voce d'Antonio e si è liberata. Quindi dai, sono cose brutte, per una volta che c'è una cosa bella volevo dirla in radio. Tu sei sempre il solito pirla, Federico, fatelo dire. In campano come si dice pirla? C'è un modo per definire pirla uno in campano? Certo, assolutamente. E qual è il termine? Allora, il discorso è, allora, noi abbiamo avuto da ridire. Stiamo in tema, no? Sì. Dice, perché ce ne sono tanti, considerati appunto quelli che prendono, vincono il concorso e poi se ne vanno. Io ti devo dire una cosa, Antonio, però, e anche Federico.
anzi Federico mi è testimone in questo, perché io la prima volta che ho dato una voce agli appartenenti alle forze dell'ordine è stato col compianto Mauro Guaetta, che era un sindacalista della Polizia di Stato, e appunto lui lamentava il fatto che vincevano i concorsi, venivano a fare i poliziotti a Milano. Milano era un laboratorio che formava i poliziotti, perché comunque sia a Milano chi viene a prestare servizio si fa le ossa. E questi poi dopo 5 anni se ne tornavano giustamente al paese loro. Però il compianto Mauro Poguetta, che ci ha lasciato un anno fa, il compianto Mauro Guetta, lui lamentava il fatto che appunto in pratica i poliziotti di Stato che venivano appunto a Milano, ma anche i carabinieri, come anche i finanzieri, come anche la polizia penitenziaria, venivano qua a Milano e avevano il problema appunto che a Milano un poliziotto pigliava 1.400 euro, 1.000 euro minimo li doveva pagare di affitto. Perché poi rimane questa anche la realtà. Ripeto, Milano appunto formava, secondo il compianto Mauro Guetta, un sacco di poliziotti, perché qua appunto venivano, facevano proprio la scuola, diventavano veramente poliziotti tosti. Poi, giustamente, per quello che erano le condizioni economiche e i costi che erano qua a Milano, cercavano appunto tutti quanti di fare ritorno a casa, anche perché tante persone che indossano la divisa, tanti appunto fanno questo sacrificio che vanno a lavorare nelle sedi dove loro vengono assegnati e tante volte hanno la necessità di lasciare i familiari a casa, no? Io penso che questo problema che ci manifestava Mauro Guaetta sia un problema che vivete un po' tutti quanti, anche voi, perché pure la polizia penitenziaria, insomma, o uno appunto sta casermato, però non è vita, e comunque sia, se uno sta casermato chiaramente non vive con la propria famiglia, ma se poco poco deve trovare casa, ecco, io ho qua davanti la mitica regista Sveva, che povera gioia, lei appunto per lavorare in questa radio qua e farsi le ossa in questa radio se le sta facendo molto bene, le ossa qua in questa radio, se non ci fosse lei tante cose non funzionerebbero. Sta ragazza deve pagare 850 euro per un posto letto, per una camera in uno studentato. Allora forse lo Stato, per tirare un po' la somma di questo discorso qua, lo Stato dovrebbe avere in effetti nei confronti dei propri appartenenti, di coloro che indossano la divisa e difendono appunto le istituzioni, dovrebbe avere un pochino più d'attenzione. Se a questo, appunto alle problematiche economiche che hanno polizia di Stato, carabinieri, finanza, se alla polizia penitenziaria ci aggiungiamo anche lo schifo che ogni agente della polizia penitenziaria deve sopportare, perché la notizia di qualche giorno fa di quello che è successo al Beccaria, di quanti vostri colleghi sono stati fatti oggetto di violenze addirittura da minorenni. Cioè tu, Antonio, tante volte dici devono rispettare la divisa, noi abbiamo a che fare con gente che non è avvezza al rispetto delle regole, ma non è manco avvezza al rispetto e non c'ha manco timore della divisa che si trova di fronte, perché appunto al Beccaria, il comandante del Beccaria ha disposto che appunto gli agenti fossero tutti quanti in divisa, perché prima al Beccaria gli agenti stavano in borghese, e appunto ha dato la disposizione che indossassero tutti quanti. Non so se è stato solo il comandante del Beccaria o se è stata proprio una disposizione ministeriale, ma appunto ha dato a disposizione che gli agenti che avevano a che fare con i minorenni indossassero la divisa per far capire anche ai minorenni che appunto hanno a che fare con gente che difende lo Stato. Ripeto, forse tanti scappano via perché oltre ad avere le problematiche di carattere economico, poi hanno anche le problematiche che uno va a fare un lavoro, o fate veramente un lavoro ingrato, perché avete a che fare oggi come oggi e me ne assumo io la responsabilità di quello che dico, con la monnezza umana, perché una volta le galere erano popolate da gente più seria, mo invece abbiamo la monnezza umana che ci viene scaricata in Italia, tant'è che appunto i problemi che voi
quotidianamente dovete vivere sono creati per la maggior parte da chi? Da quelli, cioè dagli extracomunitari, perché ormai penso che in galera abbiano superato abbondantemente io ho trattato per tanto tempo il settore ambulante. A Milano gli ambulanti stranieri sono il 75%. Penso che in galera, non solo a Milano, ma da Vipiteno a Canicattì, i detenuti ormai sono per l'85, se non il 90% quasi stranieri. O esagero, Antonio Ferlone? Sì, Mimmo. Allora, esagero? Esagero? Sì, dico esagero come percentuale o ma vicino alla realtà dei fatti? No, la realtà dei fatti è quella che hai raccontato tu, assolutamente. No, fa una precisazione. È stata una disposizione ministeriale che in tutti gli studi per minori i colleghi dovevano indossare la divisa. È stata accolta veramente in maniera positiva da parte di tutti, perché è giusto che comunque la presenza dello Stato delle istituzioni venga vista anche negli studi per minori. E il problema è effettivamente quello che dicevi tu. All'interno a Milano c'è stato qualche problema l'altro giorno, però grazie all'operato dei colleghi e del comandante, che ricordiamo tutti, il commissario Raffaele Cristoforo, è stato riportato l'ordine. Però effettivamente io ho avuto modo di vedere le immagini, delle situazioni veramente mi spiace veramente che quelle immagini non possano vederle l'opinione pubblica, perché altrimenti in quel caso capirebbero veramente cosa significa lavorare in un istituto per minore e cosa significa lavorare in un istituto in generale, e soprattutto quando hai a che fare con questi poverini, no? Perché spesso vengono etichettati come poveri ragazzi, bisogna rieducarli ed altro. Però basta guardare quell'immagine per capire che purtroppo ai noi di recupero ce n'è ben poco, ce n'è assolutamente ben poco. Come ho sempre detto, la stragrande maggioranza, negli studi per minori il tasso è ancora più alto, la stragrande maggioranza sono persone che provengono da altri paesi e dal Maghreb, dall'Egitto, perché veramente sta arrivando il peggio del peggio, minori non accompagnati. Nel caso del Beccaria dell'altro giorno addirittura lanciavano di tutto penso ai poliziotti, quindi poi c'è stato, ripeto, l'intervento dei colleghi che hanno fatto veramente un'ottima operazione. Però oggi stiamo a raccontare del Beccaria come possiamo raccontare di altri istituti. Il problema sta sempre a monte. Secondo me, una mia personale opinione, si dovrebbe trovare la soluzione è una, e dovrebbe essere quella di mandarli a casa loro, studiare un piano affinché i detenuti stranieri siano rispediti a casa loro, perché come Federico ben sa, la stragrande maggioranza dei problemi è causata da loro. Uso un termine virgolettato, ripulire gli istituti da questi signori significherebbe risolvere quantomeno il 50% dei problemi delle carceri italiane e del sovraffollamento, ovviamente. Quindi questa è la mia idea, perché ogni giorno noi seguiamo, conosciamo, veniamo messi comunque a conoscenza di problematiche in tanti istituti, e credimi Mimmo, lo ribadisco, sono pronto a qualsiasi confronto con qualsiasi persona che possa dire il contrario. La stragrande maggioranza sono loro, perché non gliene frega nulla, cioè non hanno nulla da perdere. Anche se mi dilungo perché voglio raccontare questo aneddoto, stamattina mi sono confrontato con alcuni comandanti e uno di essi ha detto: Anto, sono contento perché c'è stato un procuratore di quella zona che ha immediatamente notificato ai detenuti la CNR comunque che sono stati denunciati per un nuovo reato di rivolta in carcere, e quindi significa che questi signori non saranno sanzionati solo disciplinarmente come fino a poco tempo fa, ma ci sarà un procedimento penale con condanne da aggiungere ulteriori anni di carcere. Quindi magari questo, una volta che inizia a girare in tutti gli istituti penitenziari, magari potrebbe essere un deterrente affinché calino poi questi eventi critici relativi alle rivolte, ma relativi anche all'aggressione del personale, perché come ben sappiamo all'interno del decreto sicurezza c'è stato anche l'aumento delle pene, c'è la previsione dell'aumento delle pene per le aggressioni alle forze di polizia, in questo caso parliamo di polizia penitenziaria. Sì, vabbè, però appunto rimane il problema, appunto, torniamo a quello all'argomento che tu hai citato, che appunto nella polizia penitenziaria succede sempre più spesso che chi vince il concorso poi appena trova la possibilità, una scappatoia,
corre via, insomma, e fottendo il posto appunto anche ad altri, perché poi il problema è questo, mi sembra un cane che si morde la coda, no? Perché io sto sentendo ogni tanto su varie notizie, arrivano notizie dell'impiego della polizia penitenziaria anche in altre manifestazioni, in altri eventi all'esterno delle prigioni, no? E dico, però mi faccio l'idea, dico, certo è che se la polizia penitenziaria ha cominciato ad essere mandata dappertutto a rappresentare il corpo, e poi si sguarniscono ancora di più le prigioni, insomma. Io ho a che fare con una persona che non piglia da 12 anni, in 12 anni di servizio ha preso solo 2 giorni di malattia perché lui diceva se sballo il piano ferie metto nei guai i colleghi. Io non lo faccio, e questo è senso etico dello Stato, senso etico della persona. Forse appunto... Mimmo, quello che ci volevo dire io, ben venga il fatto che la polizia penitenziaria esca all'esterno, comunque anche per una questione di immagine, di professionalità. Io sono la persona più contenta di questo mondo, anzi speriamo che più si va avanti, più l'immagine del corpo comunque assuma diciamo, un'immagine certamente diversa e soprattutto migliore. È ovvio che tu con queste previsioni devi mettere comunque anche altro personale, devi assumere altre unità per far sì che comunque, come dicevi tu, per evitare che poi per mandare gente fuori all'interno degli istituti non è nessuno. Quindi ben venga la polizia penitenziaria, perché la stiamo vedendo spesso. Poi bisognerebbe ritoccare anche il discorso della quota rosa, perché appunto parecchie donne hanno vinto il concorso, ma e va bene le quote rosa, ma se in galera ci sono più donne e poliziotti penitenziari che uomini, e appunto si è risaputo che una donna non può andare ad operare laddove appunto ci sia detenuto cioè detenuti maschi, insomma, forse alcune cose bisogna sistemare, bisognerebbe sistemare anche questo aspetto qua, o no? Assolutamente sì, mi trovo pienamente d'accordo. Infatti l'abbiamo detto la volta scorsa, venerdì scorso, abbiamo detto che comunque siccome ci sono state delle perdite causate da questi signori che prima sono partiti e poi hanno deciso di cambiare sponda, andare da altre parti, a breve uscirà un concorso straordinario di circa 900 unità, però solo ed esclusivamente agli uomini, perché oggi la carenza maggiore è relativa agli uomini, perché le donne... Mi spiace per coloro che mi contattano in continuazione, l'organico delle donne è saturo, anzi ce ne sono migliaia in più, e quindi all'interno degli istituti penitenziari la grande maggioranza comunque degli istituti prevede la presenza di personale maschile, va bene tutto, ma non puoi assumere personale che poi dopo non sai dove utilizzarlo, tutto qui. Si potrebbe fare reparti di rappresentanza formati solo da donne, perché ho visto un'ultima foto di tanti vostri colleghi che sono andati a una manifestazione, a un evento, hanno preso quelli più bassi, più ciccioni e più brutti. Io ricordo che quando ho fatto il militare io andavo a fare picchetti in giro per ho fatto picchetti in giro per mezza Italia per rappresentare il mio reggimento. Eravamo tutti quanti belli, tutti alla stessa altezza, tutti biondi e con gli occhi azzurri, no? Mimmo, dillo raro, perché poi non ci si vede, dillo che tu sei biondo con gli occhi azzurri, sì. Perché la gente dice, questo è tifoso della bassa ciccione con gli occhi neri. No, io invece ero un bel guaglione, e nonostante appunto fossi stato deportato a Milano, comunque ero biondo e con gli occhi azzurri. Mi mancava solo il nasino all'insù, insomma. Però appunto eravamo un reparto, cioè eravamo da 1,78 m a 1,90 m, stop. Vabbè che è cambiata la legge, insomma, per cui anche quelli bassi sono riusciti a passare. Dico, però se devi fare delle... L'Unione Europea, perché questo è merito dell'Europa, ce l'ha chiesto l'Europa. Ma l'Europa ci sta chiedendo di andare a fare anche la guerra. Io l'altro giorno... A proposito di questo, posso dire una cosa ad Antonio Ferrone, perché ho un cugino alla lontana di mia moglie, io sono ospite ora ad Angri, in provincia di Salerno, voglio salutare anche il sindaco Cosimo Ferraioli, che indovinate di che partito è? Della Lega, per Salvini Premier. Cioè il nord ormai è appannaggio del PD, il PD vince ovunque al nord e governa, e ho dovuto fare 850 chilometri per arrivare in un comune governato dalla Lega, però in provincia di Salerno. Ecco, questo
Questo è una frecciata ad alcuni critici, e chiudo la parentesi critica, no? Si dimostra un grandissimo sindaco che sta facendo davvero grandi cose, quindi anche a sud si può cambiare se si vuole. Angri, il caso di Angri lo dimostra. Questo cugino, alla lontana di mia moglie, sono 3 figli, 2 femmine e un maschietto, c'è solo lui. Lui vorrebbe arruolarsi, solo che la mamma gli dice: non azzardare, giustamente l'unico maschio, perché tu sei l'unico maschio che ti arruoli nelle guardie carcerarie e poi ti mandano in guerra. Allora, visto che c'è Antonio Fellone presente, io volevo tirare la giacca ad Antonio. Possiamo dire qualcosa di rassicurante alla mamma di questo ragazzo, di farlo pure partire perché non se lo ritrova in Ucraina se tutto va male? No, beh, dai, assolutamente no, non scherziamo un po', però no. Anzi, io fossi una mamma, invoglierei ragazza affinché concretamente questa carriera e facessi il nostro lavoro, perché contrariamente a quello che potrebbe essere dall'esterno. Antonio, non ti muovere troppo, se no si sente male la voce, però cerca. No, è che qui c'è una strada che di continuo passano auto e motociclette, non posso fare un posto di blocco, mi fermerei. Ecco, il problema è questo. Dicevo che fossi una mamma del ragazzo, invoglierei il ragazzo, perché comunque il nostro non è proprio un bruttissimo lavoro, anzi è un lavoro che ti può dare anche grande soddisfazione, perché quando riesci comunque a risolvere un problema a una persona, a cercare comunque di dare coraggio, perché parliamo all'interno degli istituti penitenziari, non ci sono poi tutti solo detenuti brutti e cattivi che comunque purtroppo ai noi causano nel quotidiano danni sia alla struttura che ai nostri colleghi. C'è anche una parte di popolazione detenuta che rispetta le regole e comunque magari nulla a che vedere con la delinquenza, ma si sono trovati lì per caso. A tal proposito, nella seconda parte leggerò appunto una lettera che spiega proprio quello che tu hai appena finito di dire. Ci sono anche persone che possono essere recuperate allo Stato e possono tornare utili allo Stato, insomma. Certo, E questo grazie alla vostra professionalità, tua e quella di Federico. Ma è quello che dicevo io prima, che il nostro non è proprio un brutto lavoro, cioè, voglio dire, perché purtroppo a noi all'esterno emerge un'immagine completamente diversa. Sì, noi lavoriamo all'interno delle carceri, dove comunque in questi istituti sono ristrette persone che hanno fatto del male alla società. Quindi quando tu ti confronti con un detenuto che, voglio dire, ha fatto delinquere il proprio stile di vita e non rispetta le regole all'esterno, figuriamoci se le rispetta all'esterno, quindi ti crea casini, quindi ti aggredisce e a lavorare in una maniera estremamente pesante. Ma comunque, ripeto, all'interno degli istituti penitenziari ci sono anche detenuti che Federico può confermare, che comunque rispettano le regole, che comunque si sanno fare la carcerazione, e tu magari anche una mezza parola di conforto verso queste persone ti fa tornare a casa anche, diciamo, sereno, no? Perché hai fatto il tuo lavoro, hai cercato comunque di incoraggiare una persona che in quel momento è in difficoltà. Quindi perciò io voglio dire tranquillamente alla mamma del ragazzo: lo faccio andare, e poi ma qua la guerra in Ucraina, ma per favore, assolutamente no. Ci mancherebbe anche questo, perché io 2 collaboratori ho in radio, se mi mandano a combattere in Ucraina che faccio poi? Non scherziamo, insomma. E a parte voi 2, io ho cresciuto 2 figli e non li voglio, appunto, non li ho cresciuti sicuramente per farli andare a combattere una guerra che secondo me non m'appartiene. Però vabbè, questo è un altro discorso, insomma. Beh, se ci fosse la Bodini al governo direbbe: chi difenderà l'Ucraina? Meno male che non c'è, meno male, insomma. No. Ogni tanto... Chi pagherà le nostre pensioni? Il loro è uno stile di vita che ben presto sarà anche il nostro, così avrebbe detto Laura Bodini, ce la ricordiamo, no? Beh, però questa è anche colpa del poco lavoro che ormai ci sia nelle prigioni italiane. Nelle prigioni italiane c'era maggior lavoro per i detenuti, e per i detenuti, oltre a pagargli la Mercedes, la Mercedes la paga che i detenuti percepivano, si pagavano anche i contributi allo Stato. Infatti ci sono un sacco di persone che sull'estratto dell'INPS c'hanno appunto come datori del lavoro Ministero di Grazia e Giustizia. Il Ministero di Grazia e Giustizia, di giustizia dopo, è servito anche a far avere la pensione a tanta gente carcerata che in carcere ha trovato lavoro.
ormai in galera il lavoro non ce n'è più, io ristituirei ancora, aprirei una Fiat all'interno delle prigioni. Tanto c'è le Vallette, non è una prigione bella grande, un reparto per rifare l'automotive non sarebbe una bella pensata? Federico, tu che ci sei stato alle Vallette. Hanno chiuso tutto, hanno devastato il settore manifatturiero italiano, è troppo tardi. I buoi sono già scappati, Mimmo. Dice, non si possono ricondurre dentro. No. Tanto perché Mirafiori è vuota, no? Mirafiori che è a Torino Sud è chiusa. No, ma io dicevo di aprire proprio reparti lavorativi all'interno delle prigioni. Fanno tutto in Polonia, costa meno farlo comunque in Polonia o in Marocco con i nuovi stabilimenti, o in Brasile, in Cina. Antonio Fellone, tu glielo devi ripetere al sottosegretario, perché sottosegretario, qua c'è bisogno, visto che lui ha la delega per i detenuti, di riaprire le lavorazioni, perché i detenuti non devono essere tenuti nell'ozio, perché è vero quello che tu dici, che ci sono persone che sposano la causa della delinquenza, però se quando vanno in prigione l'unica alternativa è l'ozio, e poi peraltro comunque spondi una porta aperta, perché più volte, ma poi sono seguiti dei fatti, perché tantissimi progetti sono stati attivati. Spondi la porta aperta semplicemente perché il sottosegretario Ostellari ha sempre detto che lui non vuole vedere i detenuti sul letto che guardano il soffitto, che non serve a nulla, né all'amministrazione né tantomeno alla persona che deve scontare la pena. Anzi, tantissimi progetti, ripeto, sono stati avviati in questi 2 anni e mezzo che c'è il sottosegretario Ostellari. Come tutti sanno, la delega ai detenuti è sua, quindi in questo caso ti ripeto, tanto è stato fatto, ma tanto ancora ci sarà da fare. Quindi i progetti sono stati avviati, i progetti sono in fase di studio e a breve potrebbero esserci delle novità che non posso dirti io. Magari inviteremo il sottosegretario Ostellari nelle prossime trasmissioni e lui ci dettaglierà in merito. Antonio Fellone, ti ringrazio per la tua partecipazione. Adesso ti invito a ricordare l'impegno importante che hai, perciò saluta i nostri ascoltatori e vai appunto. Ci vediamo venerdì, come sempre. Io vorrei ringraziare sempre Federico, anzi ne approfitto della radio, siamo a pochi chilometri, se vuoi venire io ti aspetto volentieri settimana prossima a Foria di Ischia e sei ospite mio. Detto ciò, ho degli impegni familiari che mi chiamano perché sono in vacanza, è giusto che ogni tanto mi dedica anche a mia figlia e a mia moglie, quindi avevo fatto una promessa che cerco di accontentarla. Quindi ci vediamo venerdì prossimo. Grazie sempre Mimmo, grazie alla Libertà, alla regia, e un abbraccio a tutti. Buona giornata, viva il SINAP e viva la Polizia Penitenziaria come sempre. Ciao Antonio, ciao Mimmo. Ciao. Rimanete su Radio Libertà. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio.
Rieccoci su Radio Libertà, questo è il venerdì, è il giorno che appunto io dedico alle persone che nelle prigioni ci lavorano, e abbiamo appena salutato una persona appunto che per le prigioni, per chi ci lavora, per chi lavora in prigione ha fatto tante, sta facendo tante e continuerà a fare tanto. Siamo rimasti io e Federico, il mio mitico co-conduttore. Posso mettere anche l'aggettivo con cui tu ami definirti o ti vuoi presentare da solo? Devo? Federico lo sparacazzate. Questo è un titolo che lui si è conquistato sul campo della lotta sindacale e lui ne va molto fiero. E Federico, siamo rimasti soli io e te. Vuoi dire qualcosa tu prima che io cominci a dare lettura della lettera che ho promesso appunto? Sì, leggiamo la lettera di una persona, la presentiamo, Sì, Gianni sì. Alemanno, che è attualmente detenuto presso il carcere di Re Bibbia a Roma. È uno di voi che dice, ma che cavolo me ne frega a me che non l'ha detenuto, deve morire. Attenzione, Gianni Alemanno è in carcere, sì, per quello che è successo, la cosiddetta mafia capitale. Se vediamo come amministra la sinistra molti cittadini italiani, mi viene in mente una città, Milano, ecco, accadono cose molto più gravi, ma chissà perché quando c'è una certa parte politica al governo le manette non scattano, e a Milano a livello di ammanchi alle casse pubbliche per mancati incassi di oneri di urbanizzazione parliamo di 250 milioni. Vabbè, ma quanto sei pignolo, però in fondo sono state costruite tanti appartamenti che vanno a tanti ricconi. Oh. Lo so, Mimmo, in pratica a Milano i poveri pagano le tasse. È giusto. E i palazzinari no. È giusto che sia così. Clamorosa. Se a Milano c'è un sindaco de destra, un fascio, come quelli che stanno al governo, avrebbero arrestato non solo il sindaco di Milano e tutta la giunta, ma addirittura avrebbero arrestato pure i capi nazionali del partito. Vabbè, ma Beppe Sala, Federico Beppe Sala, sappiamo tutti chi era, uno che era l'uomo, il dirigente prima di Albertini, poi della Moratti e poi è diventato di sinistra, dei sinistri. Finisco la Gianni Alemanno è in carcere attualmente perché ha rotto una misura alternativa, perché era a una manifestazione contro la guerra in Ucraina e contro quello che sta accadendo a Gaza. Ok? Quindi attenzione, quello che è successo a Gianni Alemanno può succedere a tutti voi all'ascolto, e ci tengo a sottolinearlo perché è stata una cosa chiaramente politica. Voglio ricordare un'altra persona che c'entra poco e fuori contesto, però per farvi capire c'è una persona molto famosa purtroppo che si chiama Alberto Stasi, che ha rilasciato un'intervista a Mediaset, il regime di semilibertà, non poteva farlo, eppure continua a essere a fruire della misura alternativa. Ecco, a Gianni Alemanno questo non è stato concesso. Va bene? Io l'ho precisato, non voglio più dire altro. L'ho precisato nella trasmissione precedente che Gianni Alemanno è stato il capo dell'area destra sociale di Alleanza Nazionale, poi è diventato deputato, è diventato ministro dell'agricoltura e infine sindaco di Roma. Evidentemente questi ruoli che lui ha ricoperto gli sono valsi questa maggiore severità. Che gli vuoi dire? Tra l'altro è stato molto vicino alla Lega, anche, sì. Ricordiamolo, è giusto ricordarlo. Sì. Comunque, vabbè, diamo lettura. Allora, Gianni Alemanno, da quando è ritornato in prigione, periodicamente scrive delle lettere in cui appunto racconta quello che è la situazione carcere. Lui, assieme agli altri compagni detenuti con lui, vive. Allora, diario di cella 13, morte, generosità e salvezza al braccio G8. Come è stato evitato il 39esimo suicidio di una persona detenuta nel 2025. Riceviamo da Gianni Alemanno e pubblichiamo nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario. Re Bibbia, 6 luglio 2025, 187esimo giorno di carcere. Mimmo, perdona l'interruzione, chi è che pubblica la lettera? Lo pubblica un suo collaboratore del movimento che Gianni Alemanno ha creato. E chiaramente appunto Gianni Alemanno scrive queste cose e le manda nel rispetto appunto di quelle che sono le norme di legge dell'ordinamento penitenziario, e questa persona appunto le pubblica su Facebook. Sì. Allora appunto in pratica do lettura?
Sì, vai, scusa. Sì, sì. Vai. Cioè, no, non è che le manda lui, non è che Gianni le manda tramite un drone ricevuto. Sì, ok. Allora, lunedì 30 giugno, ore 10:30, Palazzo del Quirinale. Il presidente Mattarella incontra i nuovi vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e approfitta dell'occasione per richiamare l'attenzione sulle drammatiche condizioni delle carceri italiane, ricordando in particolare la lunga serie di suicidi di persone detenute e anche di agenti della penitenziaria. Il ministro della giustizia Carlo Nordio gli risponde a stretto giro sfogliando il solito libro dei sogni, fatti mentre dormiva con l'aria condizionata, con nuove carceri, penitenziari prefabbricati e luoghi di detenzione riservati ai tossicodipendenti. Ore 15, braccio G8 di Rebibbia, Lutfim, detenuto albanese di lungo corso, mentre passeggia nel corridoio del mio reparto al secondo piano, passa davanti alla cella di isolamento dove è recluso Cafi, libico di 29 anni, messo in isolamento quando era malato di scabbia e lì lasciato anche dopo la guarigione da questa malattia, perché si agitava troppo. Nonostante la porta sia chiusa, Lutfim nota qualcosa attraverso lo spioncino aperto. Si affaccia e vede Cafi appeso alle sbarre della finestra della cella, con il corpo grondante di sangue. Si mette a urlare per chiedere aiuto. Arriva Fabio Falbo, lo scrivano di Rebibbia, con cui scriviamo tutte le nostre lettere alle istituzioni. Si rende conto della situazione e corre al piano terra per cercare gli agenti con la chiave della cella. Torna al secondo piano, dove il capoposto Luigi e l'appuntato Giovanni, che finalmente riescono ad aprire la cella, chiusa non solo con il cancello con le sbarre, ma anche con il blindo. La porta di ferro con spioncino usato per l'isolamento, la porta di ferro con lo spioncino usato. Dunque, allora, rompono dentro Fabio, Francesco, Andrea e soprattutto Peppe. Peppe è un ragazzo di 1,90 m, testa calabrese da parte di padre e corpo da ussaro da parte della madre austriaca, che questi sono detenuti. Tutti insieme sollevano il corpo di Cafi e Peppe, forte della sua altezza, riesce a tagliare il laccio delle scarpe con cui si era impiccato. Il corpo ora giace per terra in una cella spoglia dove non c'è neanche un pezzo di carta. Non respira. Il sangue che esce copioso da un profondo taglio, che il tentato suicidio si era inferto all'altezza della carotide. Fabio corre di nuovo al piano terra dove c'è l'infermiera del braccio. Trova Gloria, l'unica infermiera presente, una ragazza tosta dai capelli ricci, abituata a tenere a bada detenuti e fronteggiare emergenze. Si portano sopra una barella a braccio, in pratica un sacco di telo con 6 manici. Gloria tampona la ferita alla carotide, cerca di rianimarlo e tutti insieme, con altri 2 detenuti che si sono aggiunti, Massimo e Fabrizio, trasportano il moribondo in infermeria. Qui Gloria chiama il medico di guardia che sta al braccio G6, infermeria centrale, che si rifiuta di venire, chiede invece che Cafi sia portato da lui con tanto di libro medico. Viva la burocrazia italiana! Provvedono Fabio e Gloria accompagnati dal capoposto perché altrimenti i detenuti, vivi o moribondi, non potrebbero uscire dal braccio. Al G6 finalmente il medico pone fine all'agonia di Cafi con gli opportuni farmaci e 6 punti di sutura alla gola. Ma la sua tragedia non finisce qui. Nella sera Cafi estrae 2 lamette che aveva tenute nascoste in bocca sotto le guance e si taglia di nuovo le braccia e il torace per un atto di estremo autolesionismo, che però non diventa tentato suicidio perché è già ricoverato in infermeria, dove si trova tuttora in isolamento. Nel frattempo al braccio G8, Giovanni, l'appuntato che aveva aperto la cella di Cafi, si è sentito male. È svenuto ed è stato portato a braccia anche lui all'infermeria. Così quando un Fabio Falbo, sudato e prossimo al collasso, mi viene ad avvertire di quello che è successo e vado in infermeria a vedere la situazione, mi trovo davanti a una scena surreale e toccante.
Giovanni in divisa, steso sul lettino e circondato da un gruppo di detenuti che lo confortavano. Uno gli tiene la mano, l'altro gli trova una caramella per fronteggiare il calo di zuccheri, un altro gli parla all'orecchio. Solidarietà tra persone al di là del ruolo, della divisa e della detenzione. Spirito di comunità tra due categorie di vittime del sovraffollamento del cardo nelle carceri e all'indifferenza della politica. Le persone detenute e quelle con la divisa della penitenziaria. Mimmo, dica. posso fermare un attimo? Io Come? posso ringraziare Gianni Alemanno perché è uno spaccato reale di quello che accade in tutta Italia, da Bolzano a Noto. Penso che Noto sia o Siracusa, l'istituto penitenziario più meridionale d'Italia. No, non c'è quello che sta in mezzo al mare, non c'è Favignana. Ogni giorno questo. E scrive molto meglio Gianni Alemanno di molte organizzazioni sindacali. E pensa che Gianni Alemanno, mentre... Una cronaca fedelissima, fin troppo, di quello che accade ogni giorno. Pensa che Gianni Alemanno si è laureato in ingegneria forestale mentre era ministro dell'agricoltura, però invece è un poeta in pratica. Sì, verissimo. Che dici? Vogliamo rileggere? Ma dice che ci sta ascoltando Gianni Alemanno, lo possiamo salutare, sia lui che tutti i detenuti e soprattutto il personale di polizia penitenziaria della casa è una casa di Rebibbia, il nuovo complesso di Rebibbia, di via Raffaele Maietti. Il nuovo complesso di Rebibbia, allora lì salutiamo tutti. Sicuramente qualcuno ci sta ascoltando e li ringraziamo perché è bellissimo davvero quello che hai letto e quello che accade realmente ogni giorno in tutta Italia. Finiamo la lettera che appunto Gianni ha scritto. Ho scritto al presidente Mattarella chiedendo che tutti coloro che hanno partecipato ai soccorsi e sventato in extremis questo suicidio venga dato un riconoscimento ufficiale. Fabio, Giuseppe detto Peppe, Francesco, Andrea, Massimo, Fabrizio e Lutfim con l'infermiera Gloria. Mi risponderà. Non ha importanza, l'importante è che continui a sollecitare la politica a svegliarsi e a fare qualcosa di serio. Nel frattempo un'altra persona detenuta, Mohamed, egiziano di 33 anni, malato di scabbia, è stato chiusa in isolamento al secondo piano, senza niente in cella, senza televisore, senza ventilatore. Puntini. Ha fatto sta battuta sul ventilatore perché praticamente a Rebibbia Nuovo Complesso ogni cella ha diritto a 2 ventilatori. Lui dice che sono, ormai abbiamo detto che è al 187° giorno, dice praticamente sono 2 mesi che stiamo aspettando il secondo ventilatore che io ho chiesto alla spesa e ho pagato, però ancora non arriva per lungaggini burocratiche. Che ti posso dire, Gianni? Continua a scrivere perché scrivi molto bene e abbi pazienza, prima o poi il ventilatore arriverà. Non so, te lo potrei mandare io attraverso un pacco postale, ma non so se te lo fanno passare. Prego. Un uccellino mi ha detto che c'è un signore che è della stessa area politica di Gianni Alemanno che ci ascolta sempre, manco a farla apposta è sottosegretario al Ministero della Giustizia. Noi siamo molto ascoltati. Quindi se qualcuno a Roma ci ascolta, agisca di conseguenza, che evita un sacco di problemi. C'è stato il presidente che ci lavora. C'è stato il presidente Lorenzo Fontana che è andato a Rebibbia a fare una visita, ha avuto un incontro appunto con Gianni Alemanno. Sui social c'è la foto appunto di questo incontro anche sulla Stampa. Non ricordo quale quotidiano, ma hanno pubblicato la foto di Lorenzo Fontana, presidente della Camera della Lega, che appunto è andato a incontrare. Chissà, può darsi che Lorenzo Fontana riesca a fargli avere il ventilatore. Chiunque, ma non solo lui, a me viene in mente un sacco di carceri anche al nord, è sicuro che in carcere fa un caldo bestia l'estate, è tremendo, dove non c'è nemmeno un ventilatore in cella, perché nemmeno uno è autorizzato. Ecco. E poi, se è vero che Papa Francesco ha lasciato i soldi per i ventilatori, non se ne è ancora visto uno nelle carceri. Ah sì, Papa Francesco, non Papa Leone. No, Papa Francesco si vantava, tra l'altro fai del bene, scordatelo, così si dice. Comunque un cristiano non dovrebbe pubblicizzare quello che fa. Ci sono le famose parabole di Gesù, purtroppo Bergoglio era quello che era,
però si dice che abbia lasciato 200.000 euro anche per i ventilatori ai detenuti. Beh, non se n'è visto uno e la lettera di Generale Mano lo testimonia. Sai qual era l'usanza di una volta? Che i cappellani di ogni prigione avevano un fondo con cui potevano comprare le sigarette e i francobolli per i reclusi. E c'era un fondo veramente della Chiesa per queste necessità. Mi sa che anche quello ormai è un'abitudine andata in disuso. Beh, no, Mimmo, col fatto che grazie al pontificato, l'occupazione di Bergoglio, si sono più che dimezzate, insomma, le entrate dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Quindi quel poco che entrava è stato usato per tappare i buchi e purtroppo si è aperta una voragine. Infatti dicono molti che sia stato eletto Papa Leone XIV Papa perché era un matematico e quindi dovrebbe far tornare i conti, per dirla in francese. Speriamo che questo accada. La situazione è grave, c'è uno sbilancio molto pronunciato, grazie al signor Bergoglio. Ho capito. Beh, comunque, insomma, questo è il diario di cella 13, perché appunto Alemanno sta nella cella, anzi no, lui numera, ogni comunicato che fa lo numera, perché l'altra settimana io ho letto il 12, oggi il 13, o la prossima volta ci sarà il 14esimo. Insomma, speriamo, non si dovrebbe dire, insomma, visto quanto è bravo Gianni Alemanno a descrivere le situazioni e come tocca quelli che sono vari aspetti dell'umano. Io, cioè, leggendo mi sono commosso, insomma, e speriamo che appunto rimanga a lungo, in maniera che appunto possa toccare appunto l'umanità di tanti politici, di tanta gente che appunto potrebbe determinare tante cose e invece non lo fa. Mimmo, allora io posso invece inaugurare il contrario, auguro una presta galera a tanti amministratori pubblici che sono poco fedeli, insomma, che amministrano molto molto male, ce ne sono troppi. Forse un periodo in carcere potrebbe far bene e fa onore quello che fa Gianni Alemanno, che si è dato all'impegno civile anche nelle carceri. Molti invece vanno in carcere di questi politiconi, politicanti, oltre a minacciare suicidi o a inventarsi patologie, non fanno, è una bella differenza. C'è chi decide di combattere anche da carcerato, questo fa onore a Gianni Alemanno, non tutti sono così. Vabbè. Cos'altro possiamo dire? Come siamo messi nei tempi, Sveva? Hai qualcosa da dire di bello tu, Federico, dal tuo... no, sono gli ultimi 5 minuti, Mimmo. È stato bello quello che hai fatto e basta. Che dobbiamo dire di altro? Mentre Antonio parlava mi è venuta in mente tutta una serie di cose, a cui il vestiario che manca il vestiario, arrivano agenti nuovi e che non hanno né le divise né le scarpe né le tute operative. So che era una delle promesse che insomma il vestiario non avrebbe mai dovuto mancare, manca. Ecco, uno Stato che non riesce nemmeno a vestire i suoi servi i suoi servitori, non servi, Federico, dai. I suoi servitori. I suoi servitori che dici, cioè. Ecco, è molto fa amaro in bocca. Questo accade in Lombardia. Beh, noi da questa trasmissione, Federico, tante volte abbiamo lanciato degli ululati, abbiamo lanciato dei richiami che sono stati accolti. Chissà, può darsi che possa funzionare. Gli rigireremo il link della trasmissione direttamente al sottosegretario Stellari, che dici? Sì, anche al sottosegretario Del Mastro. Perché forse è Del Mastro il responsabile di questo, della vestizione degli agenti. Sì. È lui che aveva promesso. Lui diceva che il suo papà, che era un onorevole del Movimento Sociale Italiano, andava in giro per le carceri, vedeva che le guardie all'epoca non avevano gli anfibi, non avevano le divise. È brutto dire che è cambiato tutto, ma non è cambiato niente, ancora oggi è così. E sarebbe bello, visto che ci sono un sacco di detenuti che non lavorano, fargliele produrre. Allora, Biel c'è un laboratorio che fa le drop. La drop per chi ha fatto il militare è il vestito elegante, la giacca e cravatta. Però chi ci ascolta deve sapere che c'è la tuta operativa, cioè per lavorare in maniera operativa si usa la tuta, che è molto più comoda, è come la mimetica dell'esercito. Ecco, in America e in tanti altri stati al mondo si fanno nelle carceri. In America tutte le divise
dell'enorme complesso militare degli Stati Uniti, e sapete che davvero l'America ha delle forze armate abnormi, viene tutto prodotto all'interno delle carceri. Abbiamo case di reclusione, io penso a Milano Opera, Re Bibbia, ce ne sono una marea in tutta Italia, dove ci sono detenuti che hanno dei fine pena lunghissimi e la gran parte di loro non fa nulla. Beh, non è vero, dai, a Opera fanno le uova, hanno le uova delle Sono quaglie. sono il 5% chi lavora, Mimmo. No, dico, ma le uova delle quaglie che sono importantissime. Va bene, Mimmo, ma sono pochissimi. Allora a sto punto apriamo delle lavorazioni a Re Bibbia, a Opera, a Bollate, a Saluzzo, chi ne ha più ne metta, perché a Padova, anche a Padova c'è una casa di reclusione, dove purtroppo l'occupazione rimane bassa, ma sono tantissime in tutta Italia queste case di reclusione, e mettiamo a lavorare i detenuti affinché facciano le mimetiche, le tutto operative a chi insomma difenda. Anche questo qua è un modo per rieducare e insegnare un lavoro e per non far mancare ai servitori dello Stato la cosa minima, la divisa. Che caspita, dai Mimmo. No, mi trovi pienamente d'accordo, perché io ho avuto il privilegio di indossare tutte mimetiche, maglie di lana, mutandoni prodotti appunto da altre ditte che riempivano le caserme italiane. Ho fatto servizio di leva, ma poi ho avuto anche la fortuna, fra virgolette, di indossare anche quelli che sono i panni dell'amministrazione. Insomma, io li ho usati ed erano belli, funzionali. Io sto vedendo in giro certi pantaloni tipo fustagno e marrone, quelli erano i pantaloni dell'amministrazione per chi lavorava in galera, capito? Ecco, allora lanciamo la politica, visto che c'è una politica che è più sensibile, ed è molto sensibile ai messaggi che lanciamo noi. Ecco, però è colpa dei sindacati, perché sono stati i sindacati, la triplice. Ma ora il sindacato è molto in difficoltà, gli iscritti crollano, e, insomma, vediamo la CGIL e la UIL a che livello sono arrivati, insomma, i confederali fanno fatica. Sì. Quindi io penso che si crea del lavoro, delle persone svantaggiate, quindi remunerato, nessuno osa dire nulla, tanto più quello che Mattarella insomma ha detto. Anche se fossero i lavori socialmente utili, si potrebbero anche applicare all'interno delle prigioni e fare appunto. Primo che voglio dire una cosa, Prego. Cari ascoltatori d'ascolto, dovete sapere che buona parte delle divise viene fatto fuori dall'Italia, cioè vengono fatti a Romania, addirittura alcune fuori dall'Unione Europea. Ecco, a questo punto è meglio che lavorino dei detenuti in Italia, che i soldi restino nel sistema nazionale, che invece questi soldi vadano a ditte romene, ditte moldave, ditte della Repubblica Ceca, ditte polacche, come accade regolarmente. È una cosa che non si può sentire. Perché spieghiamo anche che se un detenuto riuscisse a lavorare, parte della paga, parte spende. Parte fa la spesa. E parte della paga che prende potrebbe essere usata appunto per il risarcimento di quella che è la detenzione, di quelle che sono le spese processuali. Sì. Poi è molto tassato, ecco, il lavoro dei carcerati è molto tassato, perché lo Stato prende il mantenimento, sono belle cifre, insomma, quindi lo Stato potrebbe recuperare a vantaggio della collettività, invece si preferisce insomma farle fare all'estero a ditte poco, insomma, spesso sono fatte pure male, senza offesa per gli amici romeni all'ascolto, i lavori lasciano a desiderare, quindi sono ulteriori spese. Allora a questo punto usiamo una forza lavoro che abbiamo, che se pagata creerebbe anche meno problemi allo Stato e a chi lavora insomma nella loro gestione, e che insomma sarebbe una ricchezza in più per il sistema paese, perché rimarrebbe tutto in Italia. Grazie Federico. Quindi chi ha orecchie per intendere intenda, diceva un falegname di Nazareth. A te i saluti, siamo proprio agli ultimi secondi, vai. No, saluta tu, stai tu a casa, Mimmo. Grazie per l'ascolto, continuate ad ascoltare Radio Libertà e ci risentiamo martedì e venerdì prossimo. Ciao. Ciao.